Lupi e orsi potranno essere abbattuti se mettono in pericolo non solo l'uomo ma anche gli allevamenti, le colture e il territorio montano. È il nuovo disegno di legge approvato dalle giunte provinciali di Trento e Bolzano. Il tema, come in Veneto, è da tempo oggetto di dibattito e, data la mancanza di una risposta da Roma, i due presidenti, Ugo Rossi e Arno Compascer, hanno scelto la strada di una legge ordinaria che ora dovrà essere approvata dai rispettivi consigli provinciali. Il testo è composto da un solo articolo, prevede come ultima ratio, in mancanza di alternative e solo previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, la possibilità di uccidere gli esemplari trovati fuori dal loro habitat naturale. Ci si muove all'interno della direttiva europea. Partendo dal presupposto che una riflessione a livello nazionale è più che necessaria, serve un nuovo piano di gestione studiato dal Ministero, una domanda sorge spontanea. Come mai la Regione Veneto non ha proposto una legge simile? Gli sforzi sono stati fatti, per carità, con le reti prima e ora i guardiani. C'è poi l'app che dovrebbe monitorare lo spostamento degli esemplari, ricezione dei telefonini permettendo, perché non dimentichiamocelo, siamo in montagna. Serve uno sforzo ulteriore, partendo dal presupposto che nessuno è contro il lupo e nessuno, se possibile, vuole l'uccisione di alcun esemplare. Il problema va affrontato prima che sia troppo tardi. Per farsi un'idea di quello che potrebbe accadere, basta guardare a quanto sta accadendo in Veneto con lupi e nutrie.